A Militello Rosmarino, in provincia di Messina, il Venerdì Santo è scandito da riti suggestivi e coinvolgenti che prendono avvio nel cuore della notte e vedono il momento di maggiore partecipazione con la processione del Santissimo Crocifisso, accompagnato dalle Maddalene e dai Giudei. Il significato di queste figure è tanto misterioso quanto profondo. Le stradine di Militello Rosmarino si animano alle 4:30 del mattino. Le donne del paese prendono parte all'antica processione antelucana di Gesù nell'urna, portando sulle proprie spalle il pesante fercolo. In silenzio e con passi lenti, 2 in avanti e 1 indietro, in segno di penitenza e di perdono, accompagnano il Cristo lungo un tragitto tradizionale che prevede la visita agli altari della riposizione nelle varie chiese. Dopo mezzogiorno, un altro momento di grande emozione, la struggente discesa del Santissimo Crocifisso ad opera dei Giudei e la collocazione sul fercolo. Tutto inizia con l'arrivo delle Maddalene. Sono 4 e vengono vestite in segreto, con abiti indossati negli anni precedenti da altre Maddalene, come a creare un legame. Raggiungono la chiesa madre dopo un breve tragitto percorso a piedi, una dietro l'altra, in assoluto silenzio. Ad annunciarle sono il suono di 2 tamburi. Si tratta di giovani donne del luogo, la cui identità resta nascosta. Ad esse si chiede purezza e castità. Il loro abbigliamento nulla lascia trapelare. Un abito nero scende largo lungo i fianchi e arriva ai piedi. Uno scialle, anche questo nero come la notte, avvolge il capo e il viso, copre le braccia e arriva alla vita, dove culmina con una frangia. In testa una corona di spine, vicino al volto un crocifisso di argento, tenuto così stretto al mantello da non lasciare trapelare nemmeno il luccichio degli occhi. Le Maddalene salgono con passi lenti gli scalini che portano all'ingresso della chiesa e si inchinano prima di entrare e percorrere la navata centrale. Raggiungono così il crocifisso, già posizionato sulla vara, e siedono ai 4 angoli. Segue qualche minuto di silenzio. Tutti intorno, i fedeli, osservano una spiritualità così singolare e misteriosa. Si attende l'arrivo dei Giudei e dei portatori dell'Addolorata. Anche i Giudei giungono a piedi, preceduti dal suono dei tamburi. Si tratta di 8 uomini a volto scoperto che indossano una tunica blu. I Giudei di Militello Rosmarino si differenziano per essere penitenti, non portano frastuono, ma umile commozione. Rivestire questo ruolo nel piccolo comune nebroideo è un privilegio tramandato da padre in figlio. Solo per comprovata impossibilità, un giudeo può essere sostituito da altra persona di fiducia che ne accetta l'incarico. La tradizione vuole che gli 8 uomini osservino un digiuno, interrotto nel giorno della processione, quando in diversi momenti è concessa la consumazione di biscotti locali e vino, necessari a dare energia. Il loro compito sarà quello di reggere il peso del fercolo. Una volta entrati in chiesa, i Giudei si avvicinano al Cristo in croce e aiutano le Maddalene a posizionarsi ai lati della vara. Ognuna terrà tra le mani una corda ben stretta che parte dall'estremità della croce, creando una continuità simbolica e intensa. Ecco che può prendere avvio la processione. Il parroco apre il cammino ai Giudei con il crocifisso e le Maddalene, dietro i portatori dell'Addolorata, la banda musicale e i fedeli. Insieme si percorrono le strette stradine in pietra, emozionante il momento in cui la strada si allarga e l'Addolorata avanza accostandosi al Cristo per raggiungere insieme Piazza Lodato. Qui si assiste alla tradizionale predica prima di proseguire il percorso stabilito.
La lunga giornata del venerdì santo a Militello Rosmarino non conosce soste e anche col calar della sera ci si raduna in processione con Gesù nell'urna. L'atmosfera muta nuovamente, diventa più intima e il cammino dei fedeli si illumina con suggestive luminarie nelle numerose stazioni della Via Crucis.